Terzo appuntamento della rassegna contemporanea ospita Tommaso Gianni, un romanzo L'estraneo che evidenzia le due parti di Roma. Sì, beh, è un romanzo su una città complessa e quindi una città che ha un centro e una periferia. In realtà è un romanzo su molte altre cose, un romanzo che racconta il dentro e il fuori, il centro e la periferia in senso lato e quindi l'essere esclusi o l'essere inclusi e la difficoltà di riuscire a trovare riuscire a prendere dei codici per ambientarsi, per entrare dentro un meccanismo e sentirsi parte di qualcosa. Gianni è un classe 85, quali sono i progetti per il futuro per un autore che ha esordito con ottime critiche? Beh, i progetti per il futuro sono sicuramente un secondo romanzo su cui lavorare con calma. Io per scrivere questo romanzo ci ho messo 4 anni e insomma adesso vorrei godermi il momento e poi ovviamente ho già qualcosa in mente per il futuro e sicuramente sarà un secondo romanzo, però con la calma che serve. L'autore che si ospita oggi è stato già paragonato a grandi come Siti e Pasolini della letteratura italiana e romana più in particolare. Quali sono i connotati di questo romanzo? Sì, il romanzo L'estraneo di Tommaso Gianni è un romanzo che mancava molto tempo nella letteratura italiana perché è un romanzo, intanto per quello di cui parla, il focus è sulla Roma delle borgate in un modo o nell'altro. I paragoni con Siti e Pasolini possono anche essere calzanti, ovviamente quello che era il paragone con Pasolini mi faceva un po' paura all'inizio prima di leggere il romanzo perché avevo paura della pesantezza della prosa di Pasolini. Tommaso Gianni invece è agli antipodi dal punto di vista prosastico, proprio perché la sua forma è aggraziata, ritmica e la sua ricerca formale è molto più leggera ma accurata al contempo, mentre assomiglia molto più alla prosa, se vogliamo, di Walter Siti. È interessante invece, e questo è se vogliamo il connotato maggiormente pasoliniano del libro, l'analisi che viene fatta di certe borgate e di certi ambienti romani, quindi era un romanzo che mancava da tempo, ma diciamo che il connotato della prosa, la cura formale di tutto quello che è il romanzo è quello che lo contraddistingue e ne fa di Tommaso Gianni una delle giovani promesse della letteratura italiana. Cosa prevederà la quarta tappa della rassegna contemporanea? La quarta tappa della rassegna è appunto con Giusy Marchetta il 19 di agosto dal foyer del Teatro Pirandello. Il libro è L'iguana non vuole, un romanzo molto bello che parla della scuola e del rapporto di una professoressa con i disabili, appunto un tema difficile e delicato che Giusy Marchetta affronta con molta abilità e con grazia, e vi aspettiamo il 19 agosto al foyer del Teatro Pirandello alle 19.